Il caos delle ultime settimane, la bufera che si è scatenata sulla laguna, nessun sindaco e da lunedì nemmeno il consiglio comunale. Tutto si sposterà a Cacorner, sede della prefettura, per capire chi sarà la persona che dovrà tenere le redini del comune fino all'indizione delle elezioni, probabilmente in autunno, e dovrà mettere nero su bianco il bilancio di previsione 2014. A chi andrà la città? Che cosa dovranno aspettarsi ancora i veneziani prima di avere il loro sindaco? Questo lo si potrà scoprire solamente nei prossimi giorni, ma intanto almeno qualche buona notizia per la città arriva. La festa del Redentore il 19 luglio e la regata storica il 7 settembre si faranno, con decine di migliaia di persone che prenderanno d'assalto il centro storico, ansiosi di godersi uno degli spettacoli più belli al mondo, uno dei fiori all'occhiello di Venezia, che mai come quest'anno ha bisogno di un po' di serenità e di riscoprire il valore della sua tradizione. Anche per questo non dovrà mancare. Unica differenza rispetto agli anni passati: non ci sarà un sindaco ad assistere agli eventi e portare il suo saluto alla città, ma un commissario che deve essere ancora assegnato.